Il mondo della scuola No Green Pass torna a far sentire la propria voce. Manifestazioni in mattinata sotto gli uffici del Provveditorato agli Studi di Vicenza, insegnanti, personale ATA, lavoratori della scuola e genitori uniti hanno ancora una volta ribadito la propria posizione in vista dell'apertura del 13 settembre del nuovo anno scolastico, chiedendo ed ottenendo alla fine di essere ricevuti dal provveditore, al quale hanno presentato una lettera proposta. È una proposta di aprire un dialogo, un tavolo di confronto tra provveditore e docenti che hanno dei dubbi rispetto alle legittimità da un lato del Green Pass e anche all'efficacia nella tutela della salute. Dubbi loro sul valore del Green Pass quale strumento di tutela della salute pubblica, in quanto chi è vaccinato o ha l'esenzione al vaccino, dicono, potrebbe comunque contagiare, e sul tampone replicano: perché non fare test salivari per tutti. Lettera consegnata, ma il provveditore che l'ha ricevuta sull'apertura di un tavolo rimanda a prefetture ed ufficio scolastico regionale, e già i No Green Pass della scuola pensano a nuove manifestazioni. Intanto l'inizio del nuovo anno scolastico è alle porte e loro sono pronti a resistere nonostante il rischio di perdere il posto di lavoro. La nostra intenzione è di resistere per quanto c'è possibile, perché è chiaro, tutti noi abbiamo una famiglia, quasi tutti noi, praticamente tutti noi abbiamo uno stipendio e quindi non è che abbiamo la possibilità di resistere all'infinito, no, se ci tolgono lo stipendio, ma certamente abbiamo intenzione di procedere in questa azione e se necessario avvieremo anche delle azioni legali a tutela dei nostri diritti.